L'imponente e maestosa arcipretale di Santa Giustina, costruita nel 1905 a Dussoi di Limana sul terreno della contessa Anna Bucchi Piloni dall'impresa Luigi Croce di Belluno, fu consacrata nel 1910 dal vescovo Voschiani. La sua realizzazione va ascritta alle fatiche di Don Mariano Corrà, che con inauditi sacrifici portò a compimento la grandiosa opera, tempio veramente degno di Dio e superba manifestazione dell'anima sua e dei suoi parrocchiani. L'arcipretale si caratterizza per un significativo connubio di antico e moderno, conservando altari, il pulpito e altre opere dell'antica pievanale. La prima cappella a destra ospita un seicentesco altare in legno attribuito a Giovanni Battista Auregne. Sotto la mensa sono state collocate le reliquie di San Valentino, donate nel 1842 dal pontefice bellunese Gregorio XVI. Sullo sportello del tabernacolo a forma di tempietto rinascimentale è stato dipinto nel 1614 da Agostino Ridolfi il Cristo nel calice tra angeli e Padre Eterno. La prima cappella a sinistra ospita un altro altare ligneo seicentesco che custodisce nella nicchia una statua moderna di Sant'Antonio di Padova. Nella parete di destra dell'aula è appesa la pala della Sacra Conversazione di Niccolò Barpi. I santi Caterina da Siena, Carlo Borromeo, Giuseppe, Francesco, Niccolò, Filippo Neri, Tommaso d'Aquino e Teresa d'Avila si affollano ai lati della Madonna in trono, sotto la quale si estende un tappeto caucasico dalla decorazione complessa. Nel presbiterio sono posizionati gli stalli dell'antico coro, rimarchevoli per finezza esecutiva ed eleganza lineare. Il pittore contemporaneo Pietro Cortellezzi è l'autore del ciclo di affreschi dell'area presbiteriale, considerato come il più alto conseguimento dell'artista tra i lavori da lui eseguiti in provincia di Belluno. A conferma dell'apertura verso l'arte contemporanea della parrocchia di Limana, merita di essere segnalata sulla parete di sinistra dell'aula la tavola della patrona Santa Giustina che Gilberto Casellato ha voluto raffigurare assieme all'unicorno, simbolo di purezza e castità, contro un fondale nel quale si riconosce come in una mise en abîme l'arcipretale stessa e il santuario di Parè con il zigzagante percorso della Via Crucis.